Ho iniziato, ne sto pagando le conseguenze a livello amministrativo e anche a livello personale, però insomma l'ho fatto con la decisione con cui ho fatto tante cose e sarà la stessa decisione che porterò avanti se mi faranno tornare a fare il sindaco come i cittadini di Cortina insomma avevano deciso che dovessi fare fino al 2017. Fai sempre il tenore così. Questo è un paese che si vede ad Andrea in qualche maniera vuole bene e mi è parso evidente anche quando è venuto a darci una mano la settimana scorsa. Noi abbiamo fatto di tutto per riprenderci in mano la nostra Cortina dal punto di vista prima morale, quindi proprio nella trasmissione di valori veri della montagna, di più genuini, e poi anche naturalmente dal punto di vista pratico, e qui le scelte di tipo urbanistico o contro chi vuole fare le centraline eccetera eccetera, ovviamente hanno creato molti scontenti e soprattutto molto agguerriti. Ecco, insomma, questo però Piano Casa su una località come Cortina si parla di centinaia di milioni di euro di potenziali investimenti. È chiaro che chi ha una linea dura e la porta avanti anche con coerenza poi rischia anche di pestare tanti piedi, di crearsi tante inimicizie. Anche nella manifestazione che la gente ha fatto sotto casa mia, che è stata per quanto mi riguarda veramente commovente perché non fa parte del DNA della nostra gente fare una manifestazione di quella portata. Quando 500 persone sono venute sotto casa mia, io lì non ho visto nessuno dei cosiddetti poteri forti, non c'era uno del consiglio della banca, non c'era uno del consiglio cooperativa, non c'era il direttore, non c'erano gli impiantisti, non c'erano quelli delle agenzie immobiliari. Però c'erano i ragazzi del soccorso alpino, della Croce Bianca, della protezione civile, tanta gente semplice e assolutamente disinteressata, e quindi se dovessi scegliere io insomma mi piace stare dalla parte di queste persone che vedono il proprio comune, il proprio territorio non come una vacca da mungere, come la gallina dalle uova d'oro dove tutto ruota attorno al dio denaro, ma persone che vivono in modo più semplice, più genuino e appunto, come dicevo prima, in maniera disinteressata. Io ho la coscienza a posto, anche se mi dovessero condannare in giro per Cortina, per la provincia, e soprattutto quando mi guarderò la mattina allo specchio, lo farò sempre a testa alta e questo nessuno me lo può togliere, di sicuro non un processo.